Buongiorno a tutti, saluto i nostri iscritti che partecipano a questo evento e saluto e ringrazio i partecipanti a questo incontro. Andiamo in ordine di orario, in senso orario. Enrico De Lucini presenta il Veneto che vogliamo, direzione del Presidente. Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Maurizio Conte, Forza Italia, Autonomia per il Veneto, Italia Presidente. Grazie dell'invito. Eno Soranzo, Fratelli d'Italia, Presidente. Buonasera a tutti, grazie. Grazie a voi di essere intervenuti. Questo intervento vostro segue quello che avevamo programmato e realizzato con l'assessore uscente Marcato. Purtroppo non siamo ancora riusciti, ma ci auguriamo di averlo presto nostro ospite, perché in primis significa che sarà il candidato presidente Lorenzoni, che doveva aprire, diciamo, questo nostro ciclo di conferenze, che vuole portare all'attenzione dei nostri iscritti quelle che sono un po' le idee dei candidati consiglieri per far crescere il nostro Veneto e per tentare magari di difendere anche la nostra professione che in un periodo un po' difficile, un po' anche complicata, consideriamo un pochettino a vista attenta, e quindi probabilmente qualche azione specifica ci auguriamo che chi andrà a governare la nostra regione per i prossimi 5 anni voglia mettere un bel po' di attenzione e volontà di far crescere. Quindi io partirei proprio da questo momento particolare che è legato appunto all'emergenza Covid, che ha cambiato radicalmente il modo anche di rapportarci sia, diciamo, tra di noi che verso l'esterno. Questo periodo ha dimostrato che il ricorso alla tecnologia, in particolare l'accesso alla rete, è diventata una condizione essenziale per poter continuare a lavorare e, ahimè, anche a relazionarsi, perché altrimenti anche quello verrebbe meno. Purtroppo però sappiamo bene che abbiamo ancora un gap importante, per cui credo che sia importante sapere da voi come eventualmente potreste ipotizzare di incrementare e garantire l'accesso alla rete da parte di tutti, anche in funzione di quello che, ahimè, dovevo continuare a svolgere, cioè una parte del nostro lavoro di smart working. Anche in questo caso, questo periodo, purtroppo, ha dimostrato che assolutamente non c'erano i tempi necessari per pensare a qualcosa di diverso, per cui lo smart working che abbiamo visto fino a qualche mese fa, io lo chiamerei più un lavoro da casa. Lo smart working è un'altra cosa che necessita di programmazione, progettazione e investimento. Le due cose vanno collegate e dovremmo conoscere il vostro pensiero e il suo. Direi cominciamo come ci siamo presentati da Enrico. Sì, buonasera a tutti di nuovo. Ma io credo che il tema principale su questa vicenda è quello dell'infrastruttura, cioè per innanzitutto avere la possibilità di essere efficiente e raggiungere risultati ottimali nello smart working, occorre innanzitutto che sia un grandissimo investimento a livello nazionale sicuramente, ma ovviamente a livello regionale per quanto riguarda la fibra, per quanto riguarda insomma le infrastrutture che vadano a sostenere quindi questa situazione. Questa situazione che abbiamo visto andare in sofferenza già dalle semplici famiglie con la questione didattica e quindi la famosa DAD, quindi l'hanno provato anche le persone più semplici, le mamme e i nonni che seguivano i propri figli, ma credo che via via l'abbiano provato chiunque, da amministratori pubblici, quindi hanno provato sulla loro pelle la difficoltà, ma via via fino ad arrivare in questo caso agli studi professionali, insomma ai professionisti che veramente credo abbiano avuto grandi limitazioni, perché sì, era evidente che tutto questo in qualche modo abbia dimostrato in qualche modo che anche la nostra sofferenza. Quindi
credo che questo debba essere un impegno che, a prescindere che non sono colori, non c'è nessun tipo, insomma, di pregiudizio di alcun genere. Qui credo che tutti occorre fare veramente squadra per ottenere questo risultato. Parallelamente, e comunque credo sia indispensabile anche qui a livello nazionale, ma anche la regione che fa la sua parte, una sorta di piccola riforma del lavoro, perché bene lo smart working, però poi insomma chi poi è a casa deve comunque, mi immagino anche, perché a me appassiona molto la vicenda insomma delle donne che poi devono lavorare da casa, in particolare le donne mamme, ma poi anche può essere la questione del papà, i congedi parentali e quant'altro, e anche lì credo probabilmente dovremmo fare perché l'abbiamo fatto in velocità, nell'emergenza alla fine occorre dire che si è fatto veramente il massimo. Ecco, questa cosa in qualche modo la si dovrebbe poi legiferare, la si dovrebbe poi realizzare in maniera più adeguata attraverso proprio delle forme giuridiche che poi diano anche continuità e serenità e chiarezza per chiunque abbia poi dei dipendenti o chiunque poi faccia impresa. Concludo, ovviamente questa trasformazione ha bisogno di risorse. Ha bisogno di risorse sia in termini di, quindi di sostegno economico, sia in termini proprio di all'interno dell'azienda stessa, nella trasformazione, insomma, in qualche modo, perché non ci sono nel vostro caso magari gli studi professionali magari si è già avvantaggiati, ma penso anche agli esercenti commercianti, perché anche loro hanno dovuto correre, e quindi siccome poi l'economia speriamo abbia un effetto domino positivo, anche lì occorre andare a sostenere un po' tutte le economie nella trasformazione quindi tecnologica, e parallelamente l'ultimo tassello alla formazione, perché poi tu puoi mettere tutte le risorse tecnologiche del caso, ma poi bisogna essere in grado, e anche qui credo che in questo caso davvero la Regione possa, in questi due ultimi tasselli di questo grande puzzle, possa essere soggetto privilegiato nella prossima legislatura, che comincia la settimana prossima, possa fare tantissimo, quindi per abituarci non all'emergenza, ma a uno stato un pochino più di continuità. Grazie. È chiaro che il sistema lavoro è cambiato completamente in questi mesi, e sia nel pubblico sia nel privato c'è l'esigenza di andare a costituire un sistema diverso, una rete che garantisca effettivamente quelli che sono i collegamenti. Abbiamo visto nel mondo dell'impresa quelle che sono appunto le scarsità appunto di possibilità di collegamenti, perché manca la fibra, ma anche in tante aree industriali, ma manca anche nell'ambito appunto urbano e soprattutto per le professioni. Su questo bisogna quindi attivare una pianificazione, un progetto a lungo termine, perché le infrastrutture per sé riguardano anche la parte della rete informatica. Su questo bisogna essere pronti. E sono d'accordo che quelle risorse che l'Europa ha stanziato, che dovrebbero arrivare in Italia, quindi in quota parte in Veneto, dovranno essere investite proprio per quelle infrastrutture comprese da. Quindi bisogna essere pronti. Io non sono contrario a quelle risorse che sono fondamentali, perché sappiamo in questo momento il governo sta facendo debito pubblico. Il debito pubblico lo paghi solamente se c'è appunto economia, se c'è chi imprenditore, professionista o dipendente paga le tasse, quindi c'è effettivamente bisogno di rilanciare l'economia. L'economia la rilanci soprattutto qui in Veneto, garantendo quelle infrastrutture strutturali, opere di qualsiasi tipo, viarie, idrauliche, di un sistema che ha bisogno dei collegamenti, ma soprattutto quella che ha. Quindi serve che da parte della Regione ci sia anche una progettualità. Abbiamo visto che quelle poche risorse che sono state gestite non hanno sicuramente dato una risposta completa, e anzi è insufficiente a quello che è il sistema informatico, di collegamento, di rete, di fibra in tutto il nostro territorio. Serve quindi che giustamente anche la Regione, nell'ambito della pianificazione, dia delle priorità, dia appunto indicazioni anche a questo governo, che deve in qualche maniera individuare le misure su cui andare a investire per rilanciare l'economia. Penso che questa sia una delle fondamentali per garantire appunto un rilancio di un Veneto che ha bisogno di pianificare. Su questo si innesca sicuramente la formazione, quindi nell'ambito anche di quelle che sono le professionalità collegate a un sistema che sta cambiando, che ha bisogno appunto di nuove professionalità o potenziare quelle che ci sono, quindi anche qua magari guardare all'eliminazione, ad esempio, di certi corsi universitari del numero chiuso, di certi aspetti che
molto spesso incidono anche poi sull'efficienza del sistema per trovare il giusto. Su questo dobbiamo legare poi quelle che sono le reali esigenze del mondo imprenditoriale, del mondo lavorativo e quindi anche professionale con la formazione. E qua ritengo che anche nell'ambito degli enti regionali, per cui Veneto Sviluppo, Veneto Innovazione, tutte quelle appunto agenzie operative in cui la regione opera a contatto diretto col mondo dell'impresa, delle professioni e dell'economia, deve avere più impresa rispetto a più banche. Sappiamo cosa vuol dire, ad esempio, il credito, la mancanza di risorse, la necessità anche di adeguamento da parte degli studi professionali di quelle che sono appunto tecnologie e forme anche di innovazione tecnologica, però ci deve essere anche da parte della regione un supporto importante con queste realtà che dovranno anche incararsi con quelli che sono i nuovi presupposti di una regione. Grazie. È una persona. Ma io farei un discorso un po' più complesso, nel senso che smart working per le famiglie abbiamo visto che è diventato un problema a partire dal 2008, che ora sta vivendo la parte più bella di questa vicenda, ma abbiamo visto arrivare i tablet alle famiglie dello Stato, alle famiglie durante il Covid-19 direttamente perché di fatto erano insomma, la prima donata sull'Italia e che lo Stato ha donato i tablet ai ragazzi. Quindi io separerei quello che è la situazione di una fibra che arriva tramite le concessioni dei privati, diciamo Telecom piuttosto che PAF, piuttosto che altri privati, da quello che è il provvedimento che si conosce bene, sono quelle europee, per cui lo Stato poi doveva dire le concessioni per pagare con il prestito BEI delle zone bianche, che sono quelle zone che in questi giorni vediamo in molti comuni ancora i lavori passare fibra proprio in questi giorni. Anche stamattina io ho visto dei lavori in corso, che sono quelle aree che sono state coperte con i fondi BEI perché i privati non trovavano nessun tipo di piano finanziario che potesse in qualche modo coprire l'investimento e che è stato insomma ha visto con i fondi BEI attivare in tutto il Veneto, ma questo non copre tutta la rete, ma questo stiamo parlando di quelli che sono i collegamenti. Altra cosa invece è la pubblica amministrazione, altra cosa è gli ordini professionali, altra cosa è i costi esercizi. Allora, innanzitutto le pubbliche amministrazioni oggi hanno bisogno, a partire dai nostri comuni, hanno bisogno sappiamo che i contratti decentrati stanno in questi giorni vedendo l'obbligatorietà a concedere lo smart working a un lavoratore dipendente pubblico che vuole chiedere lo smart working. Questo cosa significa? Significa tradotto che gli enti pubblici, i comuni hanno necessità di mettere a bilancio rapidamente risorse perché chi sa, come voi, che depositare presso una pubblica amministrazione un progetto, comunque un permesso o un'autorizzazione ha bisogno di sicuramente da parte vostra la possibilità di depositare in qualsiasi momento, ma dall'altra le pubbliche amministrazioni non hanno né i monitor per vedere la progettazione del particolare, quindi la maggior parte delle amministrazioni oggi arriva alla pratica, la stampa in cartaceo e la comincia a guardare come una volta. E quindi servono nuove risorse da questo punto di vista. Dall'altro io credo che ci siano costi di esercizio, licenze, in situazioni che gli ordini per voi professionisti, comunque anche chi di fatto non vuole uno studio, che deve affrontare, la regione deve pensare, uno, nella conferenza Stato-Regioni e con lo Stato programmare una rivisitazione, un'armonia in quello che è il concetto di smart working, perché non è possibile sicuramente pensarlo fino a se dico perché ci sono problemi di consumi, di sistema di consumo negli esercizi nelle città, perché lo smart working sta desertificando la vostra mancanza a frequentare gli uffici, i vostri studi, sta creando una desertificazione dei consumi, lo vediamo nelle piazze, lo vediamo nelle nostre cittadine. Dall'altro è vero che potrebbe essere diventare una risposta per chi ha il figlio piuttosto che altri spostamenti o risparmia anche per il lavoratore dipendente che sta a casa risparmia quantomeno la benzina o il gasolio, ma allo stesso tempo servono investimenti per dotare queste persone a casa e allo stesso tempo servono anche tutti una serie di investimenti su licenze di cloud dove depositare, insomma, dove avere la possibilità di archiviare pratiche importanti che hanno bisogno di spazio e di sicurezza. E quindi i costi esercizio. Quindi da un lato la regione dovrà esercitare insieme al coordinamento con le altre regioni questo tipo di nuovo ripensamento del mondo del lavoro, smart working anche per
per gli ordini professionali. Credo che allo stesso tempo debba pensare a un sostegno agli ordini professionali per i costi di esercizio. Penso che debba semplificare le procedure il più possibile per renderle più snelle possibile anche nella burocrazia, nel processo di deposito di una pratica. Penso che alla fine debba anche pensare a dare una risposta alle pubbliche amministrazioni affinché le stesse non possano essere poi alla fine del tunnel un imbuto dove voi non trovate risposta. Grazie. Grazie. Abbiamo cominciato sicuramente con energia e vi ringrazio. Per cui adesso vediamo il professor Marella come secondo tema cosa vuole mettere sul tavolo. Io solleverei un tema che sicuramente sta a cuore agli iscritti dell'ordine, che sono migliaia di soggetti a Padova, migliaia di soggetti nel Veneto, che molto spesso traggono nel reddito sostentamento della loro famiglia un'attività libero-professionale, molto spesso anche di piccoli studi, e quindi attività che sono particolarmente esposte al rischio economico che è stato causato da questa emergenza, perché non hanno alcuna forma di paracadute economico a fronte di uno stop nei ricavi, nelle commesse. Trattandosi, per quanto concerne il tessuto libero professionale, quindi di un aspetto caratterizzato da una particolare fragilità, mi chiedo se nei programmi delle vostre coalizioni possa trovare spazio e attuazione una qualche forma di sostegno, anche eventualmente in termini finanziari o di agevolazione all'accesso al credito, per quanto concerne gli ingegneri libero professionisti e anche i professionisti. Invertiamo il giro. Io credo di sì, credo che ci sia già stato, credo che l'abbiamo chiesto, lo dovremo fare. Ci aspettano 3 mesi dove nessuno sarà risparmiato in Veneto. Il Veneto ha un PIL che andrà in una grossa parte, anche se magari a voi direttamente non coinvolge, ma indirettamente vi coinvolge, perché tutto ciò che oggi poterano i programmi di sviluppo dal punto di vista manifatturiero o anche delle aziende o di stabilimenti o di punti di vendita o qualsiasi esso sia vi coinvolge direttamente, oggi è bloccato e vedrà il PIL del Veneto a una quota a parte, la parte l'una lo fa l'export rispetto ad altre regioni, e noi ci aspettano i dati, li ho visti la settimana scorsa, li ho rivisti ieri, ci aspetteranno 3 mesi difficili più delle altre regioni. Questo significa che la regione, io sono d'accordo, sono addirittura mi sto mettendo nell'ottica se sarà possibile, bisogna chiedere che magari chi lo conosce meglio il bilancio regionale. So che ci sono opere finanziate pubbliche con soldi nel cassetto che dal mio punto di vista, anche se si aspetta un'opera pubblica in più, sono tanti anni che l'aspettiamo, e si prendono quelle risorse e si mettono immediatamente in aiuto agli ordini professionali, alle famiglie, alle imprese, al commercio, all'artigianato, prendono dentro tutti, secondo me è una cosa da fare subito, una manovra davvero drastica e che deve arrivare entro Natale nelle conti correnti di tutti. Io penso a un credito agevolato, sì, ma penso anche a fondo perduto. Io sono credo che in questo momento usciamo tutti con le ossa rotte, ne usciamo fortemente, è impossibile dal mio punto di vista che si possa agire solo con il credito, perché debiti su debiti è difficile sostenerli, e noi usciamo già da 3-4 mesi dove abbiamo visto che le pratiche per i 25.000 euro, per chi ha avuto la possibilità di farle, sono stati addirittura complesse, tuttora ci sono banche che non hanno ancora concluso gli accordi, le convenzioni, perciò sono stati molto complessi e tortuosi. Penso che debba essere molto più snello. Gli stessi accordi regionali con Veneto Sviluppo mi risultano che quella famosa lista è stata pubblicata del credito non siano ancora, anche in quel caso, anche quelle della regione, non sono state alcune banche ancora completate, quindi non ancora accessibili. Quindi credo che si debba fare assolutamente sì, più snello, più veloce, via tutti i lacci e lacciuoli, e cercare anche in particolar modo di fare un contributo appunto per tutto, perché per arrivare a dicembre e partire con i motori accesi nel 2021, almeno il primo semestre ci vedrà un'impennata, è inevitabile. Quindi credo di poter dire che la filiera totale debba avere bisogno di queste 2 leve, in modo non chiederlo, sia dovuto. Per quanto riguarda la forma di sussidio, io posso dire che, viste anche le esperienze che sono state fatte a livello nazionale, i sussidi molto spesso non hanno avuto l'effetto di garantire da una parte la liquidità o dall'altra la rilanciare.
E quindi sono convinto che l'unico sistema per garantire quello che può essere anche sotto l'aspetto di un reddito professionale, l'unica maniera è rilanciare l'economia interna. E quindi al di là poi di risorse che sappiamo sono destinate, hanno dei vincoli per quanto riguarda le opere strutturali, quindi opere di investimento rispetto a una spesa corrente che sappiamo molto limitata nell'ambito di vari enti locali e anche di regioni. E quindi dobbiamo rilanciare l'economia, dobbiamo rilanciare le opere immediatamente, soprattutto quelle piccole opere che sappiamo possono essere gestite in maniera diretta, soprattutto negli ambiti degli enti. Quindi ben venga quella che è una visione immediata degli appalti pubblici, del codice degli appalti, e dia immediatamente avvio a tutte quelle opere che sono fondamentali per garantire l'economia. Su questo la Regione, secondo me, deve sfidare quello che è anche appunto il codice degli appalti proprio nell'ambito degli investimenti, sia professionali sia appunto di imprese. Come succede in Trentino, penso che dobbiamo anche garantire le nostre professionalità, le nostre imprese, e quindi una regione come la nostra, nell'ambito anche di quella che sarà la possibilità del commissariamento. Abbiamo visto cosa vuol dire il ponte di Genova, cosa vuol dire anche nell'ambito dell'emergenza scuole, la possibilità che è stata data anche ai sindaci di prendersi come commissari l'avvio delle procedure in maniera appunto veloce. Su questo bisogna che la Regione sia appunto consapevole e soprattutto attiva nei confronti dello Stato, nei confronti di quelle che sono proposte che devono essere immediatamente per un rilancio. Ritengo che soluzioni per garantire anche l'aspetto più ampio, che sicuramente non riguarda i prossimi mesi, ma riguarda un piano a lungo termine, deve riguardare appunto un Veneto che è capace di attrarre nuovi investimenti. E su questo sicuramente è la sfida che dobbiamo avere per rivedere anche certe aree produttive, aree di sviluppo, aree anche territoriali che riguardano in particolare Padova. Padova deve rientrare a pieno titolo in quella che è la sua centralità a livello. Purtroppo ultimamente la nostra provincia, la nostra città è sicuramente lontana da quello che è stato appunto il bilancio di un sistema. Abbiamo Treviso da una parte, però penso che invece Padova, per la sua storia, per la sua capacità economica, per la sua rete che deve appunto rimettere in gioco in maniera importante, deve rientrare appunto in questa centralità. E quindi il ruolo che dovremo avere in regione anche come rappresentanti di questa provincia è proprio quello di rimettere appunto Padova al centro anche di un rilancio economico che poi è collegato a quello. Ma io credo che questa emergenza è non solo un'emergenza che continua, io credo che le misure che sono state applicate durante l'emergenza dovrebbero essere applicate in maniera continuativa. Adesso si parlava di sindaco commissario. Questo ci ha consentito di accelerare i tempi sia nella fase della progettazione, sia nella fase poi delle deliberazioni dei comuni, sia nella fase degli appalti, e quindi mi collego al codice degli appalti, per carità, cose che sentiamo sempre nominare, ma che di fatto dovremmo mettere in pratica. Quindi in qualche modo, vista che la situazione di emergenza di fatto non è finita, perché può finire il decreto di emergenza, ma di fatto poi nella concretezza, nella quotidianità delle nostre famiglie, nella quotidianità delle nostre imprese, degli enti locali, degli istituti professionali, l'emergenza di fatto continua. Se noi riuscissimo, se ci fosse la possibilità di trasformare in emergenza, quindi in qualche modo ci fosse una sorta di commissariamento che continua, credo che questo potrebbe agevolare un pochino tutti e manterrei entrambe le azioni. Da una parte la questione legata a un sussidio, ma non tanto un sussidio che non mi appartiene, non mi piace, ma immagino per esempio dei fondi perduti, per esempio per la parte non so, dei tassi di interesse che si devono pagare, per esempio nella richiesta adesso di contributi che è stata fatta, immagino 25.000 euro, magari l'interesse possa essere quello recuperato attraverso un fondo perduto, cosa che già esiste, ma che in qualche modo possa essere messo a disposizione in maniera continuativa, e che accedere a questi fondi sia altrettanto veloce, perché altrimenti se per accedere ai fondi spendi più soldi al professionista che
si fa la pratica rispetto al beneficio che ne trai, forse abbiamo sbagliato partita ed è meglio che allora evitiamo di farlo. Dall'altra parte è indispensabile veramente ripartire con gli investimenti. È indispensabile perché di cose da fare ce ne sono tantissime. E quindi anche qui ritengo che probabilmente forse abbandoniamo un attimo la grande opera, non lo so, mangiamo le piccole opere che ne abbiamo bisogno. Gli enti locali su questo sono bravissimi a predisporre tutto quello che serve per partire. Quindi qui probabilmente ecco, quelle risorse che la Regione ha a disposizione in qualche modo le possa trasferire ai comuni per fare tutte quelle piccole opere, ma che poi di fatto sono efficaci e che possono veramente rilanciare l'economia. E anche qui ecco un obbligo ai comuni, noi se mettiamo, penso a me che sono stato, insomma, sono attualmente anche assessore, sono stato sindaco, una sorta di obbligo nei pagamenti, di accelerare anche i pagamenti, no? Allora noi diamo la penale nel caso in cui qualcuno non adempia. In qualche modo che anche il comune abbia la sua penale, noi le penali le mettono se andiamo in consiglio comunale, in tutto, se andiamo bene anche nei pagamenti, e qui siccome le risorse ci sono, perché se tu fai la falta di risorse in bilancio ce le hai, bene, i nostri uffici siano obbligati anche nei SAL, penso alle imprese, ma penso agli istituti professionali, anche a fare dei SAL ed impegnarsi che una volta consegnato e una volta chiuso comunque l'iter o una volta collaudato, il giorno dopo, tra virgolette, ci sia l'immediato pagamento. Io credo che questa è un'assunzione di responsabilità, so che tantissime amministrazioni lo fanno perché il Ministero pubblica gli enti locali più veloci nei pagamenti. Questo e credo che molti dei nostri comuni siano nelle prime posizioni, proprio perché sappiamo quanto, abbiamo un senso di responsabilità e sappiamo quanto sia importante dare liquidità per poi accedere e continuare ad investire. Ecco, credo che su questo, tra virgolette, più che sia una buona volontà, in qualche modo possa essere un'azione concreta messa in pratica alle regioni su questo, anche delle premialità, visto che poi ci sono dei contributi ai comuni o dei fondi ai comuni, magari una premialità anche nella velocità del pagamento di chi insomma poi di fatto dà il servizio agli enti locali. Solo una questione che è collegata però a livello nazionale. Solo pensare con credito d'imposta che qualsiasi professionista ha nei confronti dello Stato, che dovrebbe automaticamente mettergli sul conto corrente. Questa sarebbe la soluzione più semplice invece di chiedere appunto al professionista di chiedere ancora debito o far debito avendo i soldi che appunto ha dato in più in ambito dell'accesso. Certo, no, direi questo. Tutte e tre diciamo, le visioni sono sicuramente orientate a facilitare, a far sì che i professionisti possano in qualche modo avere un sostegno. Segnalo a tutti voi che chi patisce di più questa situazione sono i più giovani, perché magari qualcuno con le spalle più larghe riesce ad andare in banca in qualche modo a portare gli altri assolutamente no. Quindi vi chiedo veramente per i nostri iscritti più giovani che con passione si avvicinano al nostro lavoro, facilitare l'accesso al credito, soprattutto per le start-up, soprattutto per chi crea uno studio in questo periodo. Sono tanti i colleghi che comunque si mettono in gioco, sarebbe bello vedere un'azione concreta rivolta proprio a voi. A loro giovani che soprattutto nel nostro ambito, ma non ve lo devo raccontare certamente io, sono per la gran parte orientati ad andare a lavorare all'estero. Ma questo posso dire, come dicevo prima, il problema è che 5.000 euro nell'accesso al credito è dato perché le istruttorie di credito sono rimaste esattamente identiche al pre-Covid. È stato un problema dello Stato e è un problema anche del credito che tramite Veneto Sviluppo è stato posto in campo. Tra l'altro che l'abbattimento è solo per le spese di istruttoria e mi pare un ricordo male 3.500 euro al massimo, insomma. Quindi è un contributo per 2 anni che è molto ristretto, che abbatte solo le spese di accesso. Ma non ci si arriva, e si condivido pienamente, se uno non ha le credenziali, non riusciva prima, non riesce neanche a passare. Bene, allora torneremo sul tema dei commissari, ma un po' più avanti, subito alle porte. Io volevo continuare il nostro ragionamento, che è poi quello di dimostrare come il colloquio tra diciamo, la parte politica e la parte professionale
possa consentire molto spesso di appianare certe difficoltà, sviluppare completamente nuove idee e dovrebbe, e sicuramente così se messo in atto, fare in modo che quello che viene preventivamente condiviso abbia maggior facilità ad essere. Quindi la richiesta, ma perché non mettiamo appunto nei vostri programmi l'idea di creare un tavolo permanente di confronto con gli ordini professionali al quale potersi affacciare nel momento in cui c'è un'idea per lo sviluppo futuro della nostra città, della nostra provincia. Non è concorrenza sleale ai nostri iscritti, è facilitare la loro possibilità di lavoro nel momento in cui nasce l'idea e questa si possa tramutare in molto spesso gli enti locali hanno difficoltà, non hanno tutto il personale che necessiterebbero per avviare anche questa cosa. Quindi, ahimè, si lavora quasi sempre in emergenza. C'è Covid che è l'emergenza generale, ma l'emergenza classica di ogni ufficio la conoscete bene e noi professionisti la conosciamo e la sappiamo. Quindi l'idea è, riusciamo a pensare ad un coinvolgimento forte tra parte politica e parte professionale? Inizia è chiaro che in questi anni di esperienza che ho avuto in regione, molto spesso sappiamo la norma che esce dal Consiglio regionale ha sì dei passaggi formali, ma molto spesso diventa nella formalità poi una incapacità di trovare veramente quell'equilibrio che poi invece dovrai trovarlo quando quella norma verrà applicata e dimostrerà molto spesso quello che era stato detto prima, soprattutto dai portatori di interesse dall'esterno, era quella giusta. Poi la politica sappiamo, nell'ambito di quella che è l'attività legislativa molto spesso non si rende conto di quelle che sono appunto esigenze, soprattutto nella politica. Penso che sia sicuramente interessante trovare un tavolo, quindi quel momento di valorizzazione, quelli che sono gli aspetti che possono essere portati appunto da chi opera, al di là poi professionisti, categoria, tutto quel mondo che alla fine ha bisogno di rapportarsi con l'istituzione proprio per arrivare all'equilibrio. Molto spesso, soprattutto qua in Veneto, l'imprenditore professionista, chi appunto ogni giorno deve sfidare, mettendo a rischio di proprio quello che è appunto la sua attività, molto spesso non ha avuto bisogno della. Penso che invece i prossimi 5 anni, ci sarà necessità di creare questo rapporto diretto con il territorio. E la preoccupazione che ho è che magari quello che è il monocolore in politica molto spesso diventa elemento di non necessità di confronto. Quindi penso che da parte mia ci sia sicuramente l'obiettivo all'interno di una maggioranza dove sicuramente avremo un risultato per quanto riguarda il Presidente Zaia, se non dire scontato, l'obiettivo è creare intorno una squadra che sia in grado immediatamente di avviare quello che è sicuramente un percorso importante di rilancio del Veneto con delle idee concrete, ma soprattutto con confronto con il pubblico. Penso sia questo l'obiettivo da parte mia, di continuare un percorso, come abbiamo visto l'assessore qualche altra legislatura, che ha avuto sicuramente l'interesse e le opportunità, in confronto anche con il mondo professionale, di trovare delle logiche che ci hanno permesso di affrontare ad esempio l'alluvione. L'alluvione che poi ha dovuto anche trovare nuove forme di approccio in quella che doveva essere poi la legislazione, certo. No, per fare, sicuramente. Sì, grazie. Ma io sono assolutamente favorevole nella mia esperienza di amministratore, perché sono partito dall'idea di tavoli di programmazione, tavoli di concertazione. Perché? Perché più tu questa cosa la realizzi prima, più poi hai benefici successivamente. Questo vale per 1000 sfaccettature, sia dalla parte semplicemente nella costruzione, penso, dei famosi bandi, dove poi di fatto il professionista si deve
scontrare o incontrare, ma spesso si scontra, dove si scontra il tecnico comunale che poi deve andare a realizzare insieme al professionista, fino a poi alla realizzazione stessa dell'opera. Quindi anche su questo tema sicuramente, ma questo vale in questo ambito, vale nell'ambito del sociale, vale nell'ambito culturale, vale, cioè, in Italia è innanzitutto una sorta di progettazione, di avere un'idea generale, perché prima, ed è l'idea del Veneto di domani, no? Noi oggi abbiamo una bella cartolina colorata del nostro Veneto, grazie a Dio, grazie ai Veneti, che diciamo, viviamo in una bella regione. Ma ne è dimostrazione questa situazione dove c'è un'emigrazione di giovani, che probabilmente se c'è questa immigrazione credo che ci sia un campanello d'allarme. E questo campanello d'allarme non possiamo far finta che non esista, non possiamo dire che è un'emergenza di oggi. Non è certo il Covid, questa cosa era già partita e già da alcuni anni. Allora fermiamoci, preoccupiamoci di questo e immaginiamo quale sarà il Veneto da qui a 20 anni, perché credo che per amministrare il Veneto domani sia sufficiente, insomma, un tecnico, sia sufficiente, insomma, la quotidianità. Chi va ad amministrare la nostra regione deve immaginarla da qui a 20 anni. Quali sono le priorità? Qual è la progettualità? Qual è il progetto del Veneto da qui a 20 anni? Ho 3 figli, di 8, di 6, oggi è il primo giorno di scuola, e di 2. Io mi preoccupo di cosa sarà per Vittoria, Francesco e Ginevra fra 20 anni, quando avranno 28, 26, 22. Sarà un obbligo per loro dover andare via o sarà una scelta consapevole e quindi potranno rimanere andare via? Ecco, su questo dobbiamo fermarci e su questo credo che tutti gli ordini, che la politica in generale debba assumersi una grande responsabilità, perché l'ordinario, bene o male, insomma, credo che stia andando bene e ce la facciamo. Io credo che la prossima legislatura abbia, forse rispetto alle scorse, abbia una responsabilità in più. E l'auspicio è che, ribadisco, perché ci credo moltissimo, occorre fare squadra, come la fanno i sindaci quando si siedono nelle famose conferenze dei sindaci dell'ARPE, quando si siedono alle conferenze dei sindaci del consorzio o dell'acquedotto, e non vedi neanche a volte, mi permetto di dire, non vedi neanche qual è la loro collocazione politica. Ecco, questo avviene anche in Consiglio regionale quando si va a pensare a qual è il Veneto di domani. L'ambizione è questa, e questo è uno di quei pezzetti di puzzle, può essere uno dei pezzetti di puzzle anche questo tavolo di coordinamento che io vedo assolutamente favorevole e che non ho dubbio di pensare che sia assolutamente condiviso, perché tutti e tre sono stati amministratori, tutti e tre sappiamo quanto sia importante la condivisione con chi poi di fatto deve andarsi a mettere le mani. Allora, io partirei così. Intanto il codice appalti non esiste più, esiste il codice contratti, purtroppo, ahimè, e quando si dice codice contratti tutti voi sapete di cosa stiamo parlando, un cambio epocale, ma che ha visto. Poi adesso le maglie sono state aperte negli ultimi mesi, e qualcuno addirittura teme che ci sia una composizione diversa. Dipende dal governo che c'è, ma lasciando un attimo, io credo assolutamente che sia necessario, l'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto in provincia, ha dato esiti straordinari e credo di poterla, come dire, declinare così. Condivido che il lavoro fatto prima, in condivisione con gli ordini, abbia due benefici dall'esperienza. La prima è che è vero, lavori duro prima, non fa felice la politica, perché quando un provvedimento viene conosciuto prima c'è il timore che venga bloccato e quindi c'è la tentazione di tenerlo il più segreto possibile perché sia di pochi minuti. Però è anche vero che se mi viene così dall'esperienza che ho potuto vedere io, sia in osservatorio regionale che in conferenza di enti locali della regione, della Presidente delle province italiane, uno dei scogli più difficili che abbiamo trovato è quello che in verità una volta condiviso e affrontato, ma non nei principi, ma nella tecnica, nel senso che il grosso problema che voi come ordine avete avuto, almeno quello che ho visto io, è che siamo una volta depositata la proposta di delibera di legge regionale, gli ordini in poco tempo devono ricorrere i gruppi consigliari, il consigliere regionale, l'assessore, per far capire che magari c'è un problema tecnico. Viene in mente la cassa integrazione con l'INPS a aprile e maggio, che si diceva che c'era un problema di tecnica e nessuno, o meglio qualcuno, faceva finta di non capire. E quindi il consigliere regionale, l'ordine deve inseguire, e tutti, di modificare una norma che dice guarda che non funziona. E questo è un lavoro incredibile dell'ordine a rincorrere quella che il Consiglio regionale o la parte politica deve deliberare, farglielo capire in poco tempo e far correggere il testo in poco tempo. Tutto questo, se viene fatto prima, sicuramente si può garantire maggiore velocità e perfezione. L'altro, io credo che ci sia bisogno, oggi più che mai, di una formazione condivisa
dove gli ordini sanno esattamente cosa la regione, soprattutto nelle opere, io dicevo prima, vorrei dire a Maurizio, guarda Maurizio che se ricordo bene, ma tu sei più informato di me, ci sono delle opere finanziate con avanzo di amministrazione che può essere tranquillamente messo anche in spesa corrente, perché l'avanzo dipende dalla destinazione e dalla provenienza, come sappiamo bene, se no si può essere benissimo svincolato, messo in spesa corrente, ma io credo che debba essere una programmazione che sia conosciuta, cioè gli ordini devono sapere in 5 anni, o almeno nel triennio, visto che il bilancio è triennale, che cosa la regione, i comuni dovranno in mente di fare, come, quando e in quale forma. Noi abbiamo oggi gli atti di approvazione di bilancio del Consiglio regionale come dei Consigli comunali che dicono come viene finanziato, quando. Il problema è che magari sono in ritardo come enti locali, ma viene detto in anzitempo. Io credo che questo sia necessario affinché un ordine sa che a Padova nell'anno 2021 si dovrebbe realizzare in questa sequenza progetti, studi, fattibilità oggi perché non c'è più, definitivo, esecutivo, bando e appalto in questa sequenza. L'altra cosa che mi sento di dire è una norma che possa evitare schermaglie politiche. Una volta che gli ordini hanno dato il loro ok, è più difficile che siano schermaglie politiche più di principio di diciamo appartenenza, perché quando una norma è buona, è applicabile, funziona, tutti dicono che funziona, è più difficile da bloccare. In ultimo, credo che oggi ci sia un grande patrimonio che ho visto nell'esperienza della provincia con voi e con altri ordini, per carità, senza togliere niente a nessuno, perché l'esperienza l'ho avuta con tanti ordini e anche molto proficua, in particolare con voi, che è quella della grande patrimonio che possiamo avere nella condivisione con gli ordini. Qual è? È divisione. Gli ordini oggi sono, come la vedo io, un quadro, un laboratorio, un grande, come dire, un ambiente dove esperienze all'estero, esperienze in Italia, esperienze all'estero possono essere messe insieme e possono essere trasferite magari a chi la classe politica non ha un ventaglio così ampio di esperienze, perché voi lavorate in Italia, ma grazie a Dio per le vostre eccellenze moltissimo anche all'estero. E quindi dall'idraulica, alla difesa del suolo, alle infrastrutture, sia di vario carattere e genere, senza entrare nel merito, credo che magari qualche idea illuminante già realizzata e già, come dire, collaudata, magari anche con qualche anno di esperienza sul campo di qualche opera infrastrutturale, illuminante ci sia nel mondo e realizzata da voi in particolare. Quindi insomma io credo che sarebbe una grande opportunità per la regione e per tutti poter attingere questo bacino di esperienza e questo patrimonio. Ottimo, grazie. Giuliano, cosa... Io solleverei un altro tema, un altro argomento su cui le persone dimostrano una grande sensibilità negli ultimi anni. Il nostro territorio nazionale è stato caratterizzato anche da gravi eventi sismici che hanno acceso un faro sulla sicurezza delle persone, tanto sia per quanto concerne le abitazioni private, ma anche per gli edifici collettivi delicatissimi come possono essere le scuole. Il territorio veneto è, dal punto di vista sismico, caratterizzato un po' a macchia di leopardo, in quanto ci sono diverse città, come Padova, che sono classificate in zona 4, nonostante anche gli illustri tecnici, docenti dell'Università di Padova, eccetera, le caratteristiche oggettive dal punto di vista sismico avrebbero dovuto fare classificare in zona 3. E questa differenza è sostanziale perché non consente di applicare questi presidi progettuali e anche di accedere a quegli incentivi già previsti dalla normativa vigente che potrebbero creare un importante volano che consentirebbe sia di guadagnarci tutti in termini di sicurezza, sia anche di dare un po' di respiro ad un determinato settore professionale. Da tempo l'ordine di Padova si è fatto la voce, ma in questo seguito e supportato anche dalla federazione degli ingegneri di tutto il Veneto, per spostare, riclassificare in zona 3 le zone come Padova che hanno questo tipo di problema. Vi chiediamo se ritenete di poterci supportare in queste iniziative. Ricominciamo il giro, quindi ricominciamo. Per me qui la risposta è lapidaria, sì, assolutamente, nel senso che non vedo veramente nessuna contrarietà.
la vicenda riguarda sia il pubblico, sono le scuole state assolutamente, noi, ci sono anche dei bandi regionali ai quali abbiamo partecipato, anche se qui mi viene a sorridere perché partecipi quasi sperando tantissimo che il tuo istituto, cioè noi abbiamo fatto i sondaggi, no, per controllare le nostre situazioni, ma sei preoccupatissimo che poi magari il esito negativo e quindi in qualche modo devi intervenire, quindi devi rifare tutto il tuo piano delle opere pubbliche, perché ovviamente lì dentro le scuole sarà la cosa più preziosa che abbiamo, che sono i nostri figli e nelle nostre culture, quindi è evidente che poi devi andare lì, no? Quasi quasi a volte diciamo, mamma mia, andiamo invece è evidente che con senso di responsabilità facciamo i nostri sondaggi e interveniamo, però occorrerebbe anche qui poi di fatto un sostegno economico importante, perché insomma credo che poi lì, però dal punto di vista della modifica appunto della zona, io credo che su questo non avrei alcun dubbio e per quanto mi riguarda ci sarà nel caso in cui insomma io sia in consiglio regionale, ma sicuramente insomma il nostro gruppo il sostegno su questa eventuale modifica. La paura che c'è sempre stata di un passaggio appunto di grado di quello che è appunto il rischio è legata soprattutto ai costi per quanto riguarda gli interventi, soprattutto nell'ambito del clima. Ma ritengo che però ci sia stato un passaggio di opportunità che possiamo sicuramente avere come obiettivo, da quella che è l'aspetto energetico a quella che è appunto la sicurezza sismica e strutturale, stanno portando comunque a valorizzare anche sotto l'aspetto degli interventi il patrimonio. E quindi su questo penso che non ci sia più quella preoccupazione che poteva appunto in qualche maniera frenare anche la politica sugli effetti poi sul cittadino e sui costi maggiori. Penso che il cittadino si sia reso conto che il suo patrimonio, che effettivamente il patrimonio è rimasto poco, perché sappiamo che ormai l'edificio è un debito, dal punto di vista anche della tassazione, può diventare invece aumentare quel valore proprio su quegli interventi strutturali e anche di attivamento sismico. Quindi su questo penso ci sarà sicuramente una convergenza in quella che è una appunto revisione di quelli che sono i gradi della sicurezza delle aree che vadano nel senso di dare opportunità anche di quelli che sono finanziamenti a livello nazionale che anche per il nostro territorio sono importanti. Sappiamo cosa vuol dire edilizia, sicurezza dell'edificio, sia pubblico che privato, ma soprattutto valorizzazione del patrimonio. Io sinceramente, tanto conoscete, potrei darmi una risposta in politichese, ma non è il mio essere, non è il mio DNA. Quindi la verità è che è correttamente dall'ordine una richiesta che ha certamente un interesse e va raccolto. Io non mi sento di dire sì o no, mi sento di dire che da un lato abbiamo costi per le famiglie, dall'altro abbiamo potenzialmente delle valutazioni che danno queste indicazioni, quindi potrebbe frenare quelle opportunità che ci sono, potrebbero esserci. Io credo che la cosa che farei, se fossi io a dover decidere, ma in consiglio regionale saremo forse, se saranno in tanti, quindi bisognerà trovare la sintesi, ma sicuramente farei con voi un piano che dimostri che il cambio del rischio è fattibile, garantisce la sicurezza, e allora a quel punto sicuramente si potrà, credo sia dovere doveroso procedere ma solo in quel momento, perché da un lato o dall'altro al buio oggi credo che il nostro paese, la nostra regione, le nostre famiglie, quindi credo che sicuramente farei, visto che adesso le soglie di affidamento ce lo consentono, perché non sfruttarle, un piano dove possiamo monitorare esattamente come stanno le cose, che vada a valutare questa tesi o questa sicurezza che può essere solo certificata, una volta certificata, perché no, ma solo in quel momento, perché noi comunque dobbiamo avere a cuore anche l'interesse, sicuramente tutto il nostro tessuto familiare, privato, produttivo, tutto il resto, ma allo stesso tempo anche la sicurezza. Quindi io farei questo, lo farei subito, una volta certificato si può procedere. Prima non userei cautela. Non so se volevi approfondire. Diciamo che dalle analisi che abbiamo fatto finora e portate avanti in federazione, questo non comporterebbe maggiori costi di progettazione e di realizzazione, quanto la possibilità di
di accedere a quelli che sono incentivi già attualmente vigenti e che però non possono essere attivi in classe 4. Se vogliamo fare la prova del 9, non ho ancora sentito un'area classificata in fascia 3 che voglia passare in fascia 4, ma solo zone in fascia 4 che vorrebbero passare in fascia 3, che comunque non è, diciamo così, una scelta arbitraria o un capriccio. Le accelerazioni sismiche e quant'altro misurate su Padova fanno sì che Padova già adesso ha tutte le caratteristiche della zona 3. E non voglio usare il termine errore, ma diciamo la classificazione adottata a suo tempo probabilmente non era la più. Diciamo anche che l'evoluzione normativa ha fatto sì che ormai non si progetta più come si progettava un tempo, quindi il nostro territorio diviso in zone, ma si progetta con riferimento, come diceva il professore, alle accelerazioni. Le accelerazioni di progetto sono già quelle tipiche della zona 3. Il problema è anche un altro, è su questo che dovrete e vi controlleremo lavorare. Il problema è che c'è il timore che non diventi tanto un onere per i cittadini, ma diventi un onere di lavoro per l'amministrazione, che trova quindi maggiore difficoltà nello sbrigare le pratiche, eccetera. Questo è assolutamente, come dire, un dubbio lecito. Il problema è che senza accorgersene, chiunque tratta una pratica di zona 4 sta già trattando la stessa pratica come se fosse in zona 3. Però questo probabilmente in questo momento è lo scoglio più difficile, per cui l'idea potrebbe essere il primo esempio di quel tavolo di cui parlavamo. Vediamo di mettere a punto. Mi viene da dire come mai e perché è grave il fatto che non ci sia stato un adeguamento. Questo viene da dire, però avviene anche nell'idraulica. Siamo stati troppo deboli nelle sollecitazioni. Oppure troppo sordi, qualcun altro troppo sordo, non lo so. Vedremo di recuperare il tempo perso. Io adesso vorrei introdurre un tema che i nostri iscritti sanno bene, mi sta particolarmente a cuore, e mi fa piacere trattarlo con voi tre, perché bene o male chi l'ha vissuta sulla propria pelle, poi ce ne sono due, e chi l'ha pianificata, e qui c'è il terzo, è stata una stagione abbastanza delicata. Parlo dell'Italia, il nostro territorio. Nell'Italia, il nostro territorio, devo dire che dopo il 2010 è stato fatto moltissimo, okay? Ed è giusto riconoscerlo, sarebbe veramente ingeneroso non parlare in questi termini. Però ahimè, c'è ancora, se non di più, in un momento come questo è evidente che siamo attentissimi alla nostra salute e quindi le risorse saranno quelle che saranno. Però i costi che la mancata realizzazione di queste opere dovrebbero comportare, altro che emergenza Covid. E quindi evidentemente sto ben lontano poi dalla perdita regionale, semplicemente parlo dei danni, quindi è sicuramente un tema che vorrei, visto che siete stati toccati tutti e tre direttamente, capire come pensate nella ristrettezza del momento, però sicuramente nella centralità del problema, portarlo avanti. Accenno a quello che avevo anche poco prima. Avete parlato nelle risposte precedenti del commissariamento di determinate procedure, eccetera. Vi do la posizione dei tecnici che nel 99% dei casi lavorano con il codice dei contratti attuali. È come quella spot ti piace vincere facile, cioè il commissariamento che spazza tutto è diventare bravi tanti. Noi viviamo quotidianamente il problema del codice dei contratti. Quindi non è proprio detto che il commissariamento sia la soluzione. Dal mio punto di vista la soluzione è un'altra, ma vorrei sentirla da voi. Tocca a io. Sì, no. Allora, io direi sì, è vero, concordo. Il commissariamento ha i suoi pro e i suoi contro, l'emergenza in Italia diventa normalità, non è questo. Io credo che vanno rimodulate le procedure con i contratti,
che possa essere sicuramente molto più rapida. Vanno rivisti i pareri che devono essere chiesti, che molto spesso vengono chiesti tutti per non sbagliare, che non servono a nulla. Quindi serve qualcuno che riesca a classificare cosa un'opera, quali pareri un'opera ha bisogno e quale no. Serve ritarare le procedure e i tempi per cui ottenere questi pareri. Tutti si prendono l'ultimo giorno, tutti gli enti si prendono l'ultimo giorno, questo diventa una rincorsa e poi sicuramente poi, insomma, conosciamo per quanto riguarda invece la materia idraulica, è vero, l'abbiamo vissuta. Credo che ci sono due punti che io almeno negli ultimi anni ho messo a fuoco per me importanti. Oggi parlo di Padova, non voglio entrare nel merito magari della provincia, magari qualcuno mi bacchetta. Padova vive, se non sbaglio, magari chiedo anche conferma a chi il bilancio l'ha approvato in questi anni, per quanto riguarda interventi di manutenzione, sfalcio e gestione diciamo, delle opere idrauliche nella loro manutenzione un poco più straordinaria, non certamente in nuove opere, 2 milioni di euro l'anno, mentre la maggior parte degli interventi che vengono realizzati vengono finanziati con DPCM della protezione civile. Quindi stiamo parlando di nuove opere che hanno il DPCM alle spalle. I 2 milioni sono quelli che arrivano al genio civile, insomma, che vengono realizzati dal genio civile. Credo che sicuramente ci sia bisogno di verificare. Sicuramente la situazione, tutti so, io l'efficienza dei genio civili mi sembra che sia ottima, almeno per quello di Padova spende tutte le risorse appalta. Io credo che proprio in questi giorni stiamo facendo gli interventi del 2019, quindi credo che poter dire che sono stati anche bravi a essere così veloci, e quindi credo che da questo punto di vista sia magari da intervenire nell'essere magari più incisivi nella quantità delle risorse più che non contare solo sui DPCM. Dall'altro io credo di poter dire che sulle opere, diciamo, infrastrutturali della rete dei corsi d'acqua principali noi abbiamo due grandi giganti che sono il Brenta e il Bacchiglione, di cui tanto abbiamo sofferto, sono anche però una grande ricchezza. Allo stesso tempo io credo che ci sono va divisi in due, insomma, gli ambiti. Il primo, quelle che sono le bombe d'acqua, abbiamo visto anche Verona. C'è bisogno di una rivisitazione, nuove risorse, bisogna dare ricerca sicuramente a livello europeo o comunque in forma diversa, non può essere certo il bilancio regionale che riesca a rispondere a questo, per quelle infrastrutture di tutto quel patrimonio storico che di fatto non ha la rete di infrastrutture per ricevere la quantità di acqua nei tempi che noi stiamo vedendo, quindi un calcolo ingegneristico idraulico, ormai sono io, ma io solamente mi avvalgo di voi, sufficiente. Dall'altro, personalmente penso che tutti i comuni stanno lavorando nella creazione, al di là dell'invarianza idraulica pretesa dalla norma, a prevedere nel rilascio di autorizzazione a costruire, di permessi a costruire, bacini di laminazione e di accumulo per trattenere quelle acque in forma diffusa e, se possibile, anche con i consorzi di bonifica realizzarne di nuovo, diciamo, di più ampio respiro. Allo stesso tempo, però, il tema vero è sui consorzi, sulla rete secondaria, sono i consorzi di bonifica. Sono i consorzi di bonifica dove va sicuramente acceso un riflettore, dove vanno sicuramente potenziate le risorse, perché lì io credo che si possa fare molto e molto di più per evitare questo problema, ripeto, di quelle che sono le bombe d'acqua e di quelli che sono i corsi d'acqua secondari. Credo poi alla fine, con molta tranquillità, che presto o tardi dovremo insieme a voi rivedere in modo più approfondito i piani delle acque. Credo che già i piani delle acque redatti e approvati siano già parzialmente anche superati. Credo che ci sia bisogno che l'autorità di governo rivedere ricalcolare tutte le zone che sapete che sappiamo sono a seconda del colore, che vanno chi più chi meno a bloccare o lo sviluppo o comunque a maggiorare di costi qualsiasi tipo di attivazione in quel territorio comunale. Credo che ci sia bisogno di una regia che, se ricordo bene, nel 2000 proprio e 10-11 la Regione ha rinunciato e ha restituito allo Stato la competenza dell'autorità di governo su quella che è l'autorità di governo idraulico. Credo proprio 2011, 10-11, ricordo che il vicepresidente della Regione era credo che sia in quegli anni là.
Comunque in tutti i casi credo che su questo un ruolo di regia ci sia bisogno. Non so a che punto sono le opere che devono essere completate, so che alcunissimo dovrebbe essere la seconda fase, sicuramente lì c'è bisogno di continuare a investire per cercare di gestire i corsi d'acqua principali in maniera, diciamo, ancora più controllata e più importante. Lo dico perché se riusciremo a fare questo metteremo sicuramente, che è la cosa più facile, in sicurezza i nostri territori a valle. Ma allo stesso tempo mi sento di dire che questo tipo di governo delle acque ci darà la possibilità di andare come paesi d'Europa a gestire tutta quella legge bellissima che è stata fatta sulle houseboat, tutte quelle che sono le concessioni di attracco, tutto quel mondo che può includere dal punto di vista turistico può diventare vivibile lungo i nostri corsi principali del bacino del Brenta, che questo potrà avvenire solo e esclusivamente se avremo il controllo delle acque con sistemi efficienti più importanti di accumulo, quindi si apre il ciclo del rubinetto come abbiamo in tutti i paesi d'Europa di massima come dire, sicurezza. Tutto questo passa con gli investimenti, speriamo che si faccia presto, noi cercheremo per quanto mi riguarda di dare aiutare possibile per raggiungere questi investimenti. L'esperienza del 2010 sicuramente ha portato in Regione Veneto la consapevolezza di un sistema idraulico che aveva bisogno di investire. Dopo dal 66, dal nuovo piano negli anni 70, certe opere non sono mai state realizzate. Iniziate proprio nel periodo del dopo 2010, di una dimensione sicuramente importante di quelle che dovevano essere gli interventi, 2 miliardi 700 milioni, era l'individuazione appunto di una pianificazione di interventi che sono strutturalmente fondamentali per quanto riguarda la situazione. Siamo partiti nell'individuare che appunto bisogna fermare l'acqua a monte, quindi l'avvio di quelle classi di espansione. Per fare quelle classi di espansione abbiamo dovuto trovare dei tavoli di concertazione e anche il sistema per non espropriare magari i terreni che potevano continuare a essere utilizzati come territorio. Abbiamo appunto individuato un protocollo proprio con le associazioni di categoria sulla indennità di occupazione che ci ha permesso anche di trovare sicuramente anche nella tempistica giusta compensazione e soprattutto la giusta tempistica per la realizzazione. Quindi questa è stata la dimostrazione che se si vuole si può trovare sia nell'ambito appunto professionale sia nell'ambito operativo la giusta operatività che serve per realizzare. Abbiamo avviato anche una fase di progettazione, di pianificazione e soprattutto anche di quelli che potevano essere studi di fattibilità. L'abbiamo visto con l'idrovia Padova-Venezia, il canale sformatore in particolare, parte del canale, che serve per garantire il nodo idraulico dell'Appennino. Finalmente un mese fa anche in Parlamento è stata approvata all'unanimità appunto un indirizzo chiaro che quest'opera è prioritaria nell'ambito delle infrastrutture idrauliche per il Veneto. Ma servono interventi strutturali che riguardano appunto la rete secondaria, la rete principale, la manutenzione in particolare. Purtroppo dai 5 anni che avevo appunto gestito l'assessorato all'ambiente, in questi ultimi 5 le risorse sono sicuramente state tagliate in maniera importante. Avevamo la possibilità di gestire quegli introiti derivati dai canoni di derivazione delle acque, che erano anche cifre importanti proprio in quel periodo, proprio per investire su quelle che erano infrastrutture. Poi modifiche normative della gestione del bilancio, ma io ritengo anche una minore volontà anche politica, quelle risorse sono andate dentro la gestione complessiva e non sono state più appunto mirate per intervenire nella parte strutturale, soprattutto per la sicurezza. Ritengo che però bisogna rivedere anche quelle che sono le strutture operative. Si parla di genio civile, si parla appunto di rapporto di consorzi di politica che al loro interno magari presentano anche forme di professionalità che possono essere utili nell'ambito anche di quello che è il sistema di pianificazione. Riguarda altri enti, i servizi forestali che io ho cercato appunto di mettere in sinergia proprio in certi territori che però appunto effettivamente sono stati portati verso l'agricoltura. Secondo me serve un'agenzia del sistema.
serve un'agenzia regionale che, come esiste il Veneto Strade, deve esserci quell'agenzia che unisce, che mette in rete tutto il sistema della gestione idraulica e non solo, secondo me anche quello del ciclo idrico integrato, perché questo sistema ha prima di tutto l'obiettivo di tutelare la nostra risorsa principale, che è la nostra acqua, le nostre falde. Un sistema che quindi ha bisogno di investimenti. Ritengo che, come gli introiti di un certo tipo entrano nelle casse di chi gestisce le autostrade, ritengo che un'agenzia come questa potrebbe avere l'introito diretto di tutti i canoni di delegazione. Avere un proprio bilancio dedicato che possa garantire in maniera strutturale una pianificazione. Se noi abbiamo 50 milioni all'anno che entrano per i canoni, penso che quei 50 milioni in 10 anni ha sicuramente la possibilità di interventi strutturali, ma soprattutto anche di manutenzione, che sono fondamentali. Poi per le grandi opere sappiamo, dobbiamo andare in Europa, dovremo appunto avere la capacità come regione anche di essere propositivi su una progettualità che deve essere fondamentale. Essere pronti, come abbiamo visto, abbiamo realizzato in quei 5 anni, una progettualità che poi ci ha permesso anche di avere immediatamente quelle risorse disponibili perché pronti a investirle proprio con quelle progettualità. Quindi ritengo che sia proprio questa la possibilità da parte della Regione di rilanciare, ritengo, andando individuale. Ho già presentato una proposta, depositata da 5 anni. La scorsa appunto legislatura quest'anno non ha permesso sicuramente di affrontare questo. Affrontando anche quella parte tecnica, quella che può essere una proposta del genere, penso che per il Veneto potrebbe essere sicuramente un fiore all'occhiello che può dare una risposta concreta a quelle che sono le esigenze di un territorio che vuole operare. Va bene, sapete che questo tema mi appassiona molto, insomma, permetto di dire che ho ancora un pezzetto di pantalone bagnato dal 2010 ed è rimasto bagnato perché molto è stato fatto, quindi devo dire, ed è giusto dirlo, mancano ancora dei pezzi. E qui occorre dire due premesse. La prima è che a quella situazione che già si raccontava dal 66 in poi, e occorre aggiungerci questo benedetto cambiamento climatico che di fatto c'è e che di fatto la Regione non ha voluto, tra virgolette, prenderne atto, e ha tanto che c'è quella famosa scenografia straordinaria, no, del Consiglio regionale allagato il giorno in cui non si vota quella mozione proprio sul cambiamento climatico. E questa cosa ha fatto sorridere, ma invece dovrebbe far piangere, perché quel giorno era un'occasione, come lo è stato in Parlamento, all'unanimità, una votazione che dice che Via Padova Mare ha un'opera indispensabile e necessaria. Probabilmente anche il Consiglio regionale avrebbe fatto una miglior figura a votare dicendo un impegno in particolare su queste vicende che ormai sono i bambini delle elementari che le raccontano, perché dicono che hanno capito che c'è in atto questo cambiamento. Padova di tutto questo probabilmente, secondo me, ne sta pagando un po' di più le conseguenze, forse perché in questa legislatura chi in qualche modo deve difendere un pochino anche la territorialità, perché è inutile, in Consiglio regionale poi non a caso ci sono dei collegi provinciali, e chi doveva difendere i collegi tra virgolette provinciali di Padova non ha adeguatamente difeso il nostro territorio, nel senso che, e poi arrivo alla fine per una proposta molto molto concreta, non si è adeguatamente impegnato per la parte nostra, perché di fatto tutti ci raccontano che questo Brente Bacchiglione, dobbiamo sempre sperare che piove che faccia da traghettatore delle acque tra il Brente e Bacchiglione nel momento di piena di uno o dell'altro, ma nel momento in cui entrambi fossero in piena, io credo che l'unico appello dovremmo farlo solo al Padre Eterno, no? Quindi noi alla sera, prima di andare a letto o al mattino presto durante la notte, ogni volta che piove andiamo a controllare se piove o fa questa operazione. Ecco, tutto questo si potrebbe evitare nel momento in cui si mantenessero gli impegni, l'impegno di mettere le risorse nel bilancio regionale per quanto riguarda semplicemente, perché lo ripeto, perché qualcuno continua a dirci che il problema sono le risorse dell'opera. No, noi diciamo non dovete mettere risorse dell'opera, dovete mettere le risorse per la progettualità dell'opera, perché con quella progettualità, con quel progetto si andrà al Ministero, si andrà in Europa a chiedere i finanziamenti. Nessuno, lo ribadisco perché articoli regionali, ha detto l'assessore regionale, perdonate, ma su questa cosa mi accaloro un sacco,
E non si può prendere in giro le persone. Noi chiediamo semplicemente, e ci sono circa 30, 35, 40 consigli comunali che chiedono la stessa cosa con una mozione fotocopia presentata al Consiglio regionale, che chiediamo semplicemente che vengano messe le risorse nel Consiglio regionale per la progettazione. Ribadisco che la realizzazione sappiamo quanto sia importante perché si aggira sui 400-500 milioni e sappiamo che quindi non può essere all'interno delle spese della regione. Però lo sappiamo e ci viene ripetuto sempre, cari italiani non fate abbastanza per andare a chiedere i soldi in Europa. Su questo, negli 5 anni passati, avevamo creato un fondo di rotazione specifico per la progettazione che poi veniva impinguato quando l'opera veniva. Nell'ultima legislatura questa cosa non è accaduta. Aggiungo, da un punto di vista poi delle modalità, si è parlato dei piani delle acque dei comuni, c'è il consorzio, c'è il genio, ci sono i pareri, c'è la sovrintendenza che magari ci obbliga a mettere le opere idrauliche da una parte del fiume rispetto all'altra perché non si deve rovinare l'ambiente. Ecco, dico, forse anche qui darci un pochino di ordine di priorità sull'aspetto paesaggistico magari rispetto all'aspetto della funzionalità, perché non possiamo permetterci di mettere le idrovore da una parte dove verranno sicuramente allagate. Questa vicenda l'abbiamo vista, l'abbiamo provata giù nella zona di Bonovente, che c'erano le parti dove dovevano le idrovore dalla parte, insomma, che sapevamo che sarebbe stata allagata, e non dalla parte di là del fiume dove di fatto invece non arriva l'acqua perché poi c'è. Ecco, su questo, ed è la proposta operativa, credo che su questa, che anche qui occorre ripristinare, lo diceva, insomma, un luminare, credo, di questa vicenda, una sorta di dittatura idraulica. Io questa cosa la sottoscrivo domani mattina perché tutti questi enti dicono la propria. Su questo aspetto probabilmente abbiamo bisogno di una dittatura idraulica, ma attenzione, una dittatura idraulica che sia competente e tecnica, perché se la dittatura idraulica è politica, cambia l'assessore, cambia la priorità, cambia il territorio, no. La dittatura idraulica che ci dia l'ordine di priorità. E solo su questo allora anche la regione potrà lavorare in maniera continuativa a prescindere da chi è l'assessore di turno e non si va magari a dare priorità a un territorio rispetto a un altro. Su questo credo che ognuno di noi sarebbe molto più sereno e dire ok, benissimo, se questa è la priorità, io mi adego a questa priorità. Questa priorità sia data da chi veramente ha competenze e non a chi magari in qualche modo tira le fila in virtù di un proprio consenso elettorale anche per se superato. No, ma questo non significa che sia stato dato che l'assessore abbia deciso un comune piuttosto che un altro nome, su alcuni temi magari una minore attenzione a un territorio. Insomma, io credo che l'ultima legislatura di tutti e non ci sia l'acqua non ha confini. Esatto. E neanche colore. Assolutamente no. Il colore cambia. Però vedo che il tema, non lo sapevo, il tema è appassionato, affrontato con competenza anche da loro, forse perché qualcuno ha i pantaloni bagnati, qualcuno si è sporcato le mani in altri ambiti, eccetera. Quando si toccano le cose con mano c'è la volontà di correggere. Però alla fine il filo conduttore è una pianificazione, una visione. Abbiamo parlato prima per la parte, diciamo, smart working, eccetera, però alla fine la sostanza è quella. Una corretta pianificazione con il coinvolgimento di chi può dare le competenze. Si parla di ingegneria, ma si parla di sanità, piuttosto che di sociale. Il tema è sempre. Giuliano. Rubo al Presidente dell'Ordine la parola pianificazione per sollevare questo tema. Hanno scosso un notevole successo negli ultimi anni alcuni provvedimenti normativi volti a incentivare alcune forme di edilizia mediante detrazioni fiscali. Pensiamo il più recente, forse più di successo, l'ecobonus. Molti analisti ritengono che il mancato gettito dello Stato per questo tipo di incentivazioni sia ampiamente compensato da altre forme di incassi come IVA, indotto economico e noi professionisti, torniamo al tema pianificazione, ci troviamo spesso un po' come dire sacrificati da queste finestre, per cui sembra quasi una lotteria a premi, lo devi fare entro il 2020, lo devi fare entro il 2021, scade, poi c'è la proroga, il rinnovo, ma all'ultimo momento. Voi ritenete che sia opportuno e nel caso di poter sostenere un indirizzo di rendere strutturali questo tipo di compatibilmente chiaramente con i bilanci dello Stato e misurate anche
le convenienze pubbliche queste forme di incentivazione o quantomeno di rendere programmabili su orizzonti più ampi anziché legate su scadenze che molto spesso sono quasi incompatibili con i cantieri e non hanno una certezza in termini di pianificazione. È chiaro che sicuramente serve una continuità che permetta di recuperare quello che è un patrimonio e recuperarlo proprio nell'ambito di quello che possono essere dei sistemi di fiscalizzazione. E questo sicuramente può diventare strutturale, perché abbiamo visto che molto spesso l'aumento delle accise anche in benzina non è che lo Stato ne acquisti di più in entrate, perché poi chi spende sempre con quel limite. Quindi è meglio defiscalizzare per rilanciare un'economia, per rilanciare appunto una spesa che permetta poi di comunque rientrare proprio nell'ambito degli introiti appunto indiretti sull'acquisto del materiale. Serve però per rilanciare, secondo me, anche il territorio in maniera strutturale. Questo lo fai solamente se rilanci l'economia, ma se sei capace anche di entrare. Perché due proposte che io vorrei portare avanti sono già in parte anche depositato proprio con una proposta di legge di modifica nazionale, e quella sulla costituzione, ad esempio, delle zone economiche speciali. Zone economiche che sappiamo diventano attrattive perché una nuova impresa che va a insediarsi paga una tassazione fissa del 15%, quindi piuttosto di vederle andare al di là del confine certe imprese in Slovenia perché pagano meno tasse, è meglio tenerle qua, e soprattutto rivitalizzare un'area come quella di Marghera, per esempio. Solo perché poi è collegata comunque collegata alla zona industriale della ZIP di Padova, soprattutto se anche prevediamo quel collegamento fisico che è appunto l'idrovia come canale sfondatore. E quindi sappiamo cosa vuol dire in quelle aree avere una minore fiscalità per il costo della manodopera, per le assunzioni. Quindi mettere in gioco un'economia che poi diventa, sotto l'aspetto proprio della defiscalizzazione, un'opportunità di nuova impresa, di nuovi redditi, di nuove opportunità lavorative, perché io sono contro sicuramente al reddito di cittadinanza e ritengo che la dignità del lavoro sia fondamentale per realizzare una qualsiasi persona che vuole appunto nel lavoro anche avere questa possibilità. Dall'altra parte noi a Padova abbiamo un'altra realtà che è forte crisi, che è l'area termale. E quell'area termale sappiamo cosa vuol dire nel discorso appunto delle strutture alberghiere, di quella con le difficoltà appunto di un bilancio dell'economia. Anche in questo caso abbiamo leggi che esistono e noi vediamo molto spesso non vengono sfruttate. Noi abbiamo nell'ambito appunto del settore dei pensionati, molto spesso vediamo i pensionati andare alle Canarie, andare in Portogallo, andare in Italia. Perché non creare proprio nell'area termale un'area defiscalizzata che porti nuovi residenti, che porti persone che possono poi spendere, possono rilanciare anche e rivedere la riconversione anche magari di certe strutture alberghiere, di alloggi, strutture ricettive di autosufficienti. Abbiamo strutture già in grado di dare servizi di qualità sotto l'aspetto anche sanitario, abbiamo un ospedale, abbiamo un'area che può veramente rilanciare l'economia sotto l'aspetto, ad esempio, di quella che poi è tutto un sistema ricettivo di ristorazione, di valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi un'economia che può essere sicuramente incentivata. Anche questo è un sistema di defiscalizzazione. Però portiamo nuove economie che attualmente non garantirebbe opportunità anche economiche di reddito e di rilancio del territorio. Quindi sicuramente sono proposte che noi dovremmo portare avanti e soprattutto avere quella forza politica che magari non c'è stata, perché queste basta andare a trattare col governo. Un mese fa 2 zone economiche speciali sono state approvate per la Sicilia. Quindi penso che anche il Veneto deve accogliere queste opportunità. No. Ma dirà che io cerco di rimanere alla domanda, perché se vuoi parlare io di terme, ma nel senso che insomma io nel settore. Io credo che, per esempio, partendo dalla questione delle terme, delle attività produttive, l'ecobonus
per motivi di carattere evidente, cioè in modo evidente di risorse economiche finanziarie, ovviamente è stato riservato a alcune categorie di interventi e se poi corretto anche ampliato, in realtà il tema vero è 1 la velocità, 2 la possibilità di essere snello nella procedura, 3 il problema di insieme tecnica, la progettazione, la certificazione e quello che è la certificazione dell'advisor, e che certifica poi il finanziamento sui crediti d'imposta e il soggetto del credito d'imposta. Oggi io non so con la vostra situazione, il vostro osservatorio che lo dice, però da quello che io sto vedendo molti si stanno adoperando sono d'accordo sulla scadenza, e dopo voglio affrontare in modo chiaro sul concetto che è difficile mettere a fuoco chi di fatto, non tanto voi a fare la progettazione, chi certifica per fare il piano di qualificazione energetica per lo stato di classe energetica, ma la certificazione del credito d'imposta e chi di fatto lo garantisce. Tenendo presente che poi c'è una parte di rischio che anche in molti casi non è stato ancora risolto, quindi potrebbe trovarsi in mezzo al guado, trovarsi anche nella situazione che non può vedersi del credito d'imposta e anche pagarsi l'intervento. Detto questo, che è un problema di carattere amministrativo, io ritengo che l'idea di principio sia vero, cioè se l'ecobonus è stato pensato come una finestra, come deve essere gestito, che io non ho condiviso la gestione del piano casa, del rilancio continuo del piano casa con certezza di chi quando scade con la prima finestra, la seconda forse perché e quando, che abbiamo visto per esempio nel piano casa, ritengo che invece di principio, cioè l'ecobonus deve valere fino a quando il patrimonio immobiliare, in teoria anche delle imprese, però è chiaro che non è aperto alle imprese, ai soggetti economici, perché non regge evidentemente le risorse finanziarie dello Stato, deve in principio essere sempre valido fino a quando non sia riqualificato il patrimonio edilizio dello Stato, dell'intero Stato italiano. In particolare quello più vecchio. Noi abbiamo parlato prima del di Verona, che abbiamo lo stesso problema a Padova, tutti i centri storici, tutte le infrastrutture delle scuole delle acque più umane, dovrebbe essere riqualificato. Non possiamo magari farvi entrare quello che è la questione edilizia, ma in teoria anche questo è un punto da prendere in considerazione in futuro. Rimanendo nel tema, sì, io direi che dovrebbe rimanere fino a quanto sia possibile mantenerlo per la riqualificazione, deve essere il punto d'arrivo che disciplina la scadenza, non una norma o una disponibilità economico-finanziaria. È anche vero che credo che sarebbe più opportuno uscire, come dal punto di vista normativo, a intervenire con un secondo ecobonus, che potrebbe essere quello regionale. Ovviamente fa i conti con il bilancio, ovviamente io non lo conosco perché non sono stato all'interno, non sono all'interno della regione, non ne conosco la capacità, però sicuramente mi sentirei di fare un provvedimento dove per una parte sia assicurato. Mi riferisco che io guarderei il credito d'imposta, per carità lo fa lo Stato perché è la competenza statale, però non sarebbe neanche male produrre spese di progettazione, cioè se la regione potesse pensare a un ecobonus dove una parte, almeno la progettazione, lo possa fare e lo possa tenere come un strumento per cui pensare, penso che alcune famiglie addirittura lo potrebbe fare solo per veramente il conto termico, quello che noi conosciamo conto termico, che non è più solo conto termico, ma è ormai tutto ciò che è energia e di minor consumo o dal punto di vista energivoro, nuove anche tecnologie. Quindi mi sento di dire che potrebbe esserci un parallelismo regione e strumenti di carattere statale interessanti. In ultima, io credo che dobbiamo pensare a un concetto che vada invece per le imprese, messo in campo, se fosse possibile, per quanto riguarda la concessione delle acque termali. E su questo è un tema molto delicato, che va approfondito, però per l'unica esperienza sul tema del riscaldamento, che può essere oggi già una tecnologia, insomma un sistema che costa molto, io ne ho appaltati 2 in provincia, possa essere in alcuni territori, in alcune parti della provincia di Padova territoriali, sicuramente con nuove tecnologie oggetto di una riflessione. E su questo potremo anche aprire esperienze internazionali che potrebbero benissimo investire nella nostra regione in certe alcune esperienze, l'abbiamo visto anche nell'ambito dei nostri, insomma, dell'Unese, interessanti da scoprire. Certo, per scoprirle, come si diceva mio papà, è difficile che qualcuno bussi la porta, apre la porta, metti l'insegna e qualcuno forse
si accende la porta alla soglia della porta. Io immagino la vicenda di questa mattina, noi stamattina i genitori ci chiedevano per le scuole certezza, cioè le settimane scorse ci chiedevano di avere certezza, certezza che la scuola iniziasse, certezza che il passo fosse la porta, certezza che ci fosse la norma Covid e via discorrendo. Quindi noi dovevamo garantire e impegnarci, siamo impegnati perché altrimenti avremmo messo in sofferenza queste famiglie nella loro gestione familiare, gestione economica, perché è evidente che se non avessimo avuto la partenza delle scuole avremmo generato un effetto domino, ovviamente di difficoltà per le famiglie. Io credo che sia la stessa situazione, cioè noi dobbiamo tentare, pur con tutti i limiti del caso dal punto di vista normativo, di garantire maggior certezza possibile. E questa garanzia di maggior certezza è evidente che questo può essere l'unico grande strumento per essere attrattivi da un punto di vista economico. Cioè, tutti i temi che abbiamo affrontato oggi, no? Penso dalla fibra all'idraulica, alla sismica, alla questione fiscale, alla questione di infrastrutture, perché anche qui ho frequentato tantissimo la Bassa Padovana in queste settimane, ma anche l'Alta con altre strade, no? E anche qui che tu non hai, cioè, ci sono strade che sono state inaugurate, credo, probabilmente ogni volta che c'è una tornata elettorale, la strada, c'è la presentazione del progetto, c'è sicuramente il finanziamento, poi vediamo la regionale 10 giù nella Bassa Padovana, poi vediamo la terza corsia della 308, vediamo un sacco di impegni, ecco, impegni che poi di fatto mettono in sofferenza, c'è un'incertezza, no? Un'incertezza dell'investimento nel nostro territorio. Ecco, credo che dobbiamo cominciare, e qui ritorno, e qui il ragionamento di prima, ad avere un progetto per il nostro Veneto. Quindi a vedere un Veneto è quello che vogliamo realizzare, e ribadisco con tutti i tavoli che conservano, con tutto l'impegno, forse un maggiore impegno dal punto di vista dei consiglieri regionali e da chi poi e dai tavoli di collaborazione con gli enti territoriali, con le associazioni di categoria, con gli ordini, per immaginare il Veneto che vogliamo domani, perché altrimenti continuiamo a dare questa sensazione di incertezza. Ma ne è prova la questione del bonus, adesso mi viene in mente il bonus facciate, no? Allora, che venga applicato nelle zone A e B. Bene, già qui, vabbè, estendiamo un velo pietoso, no? Le zone A, le zone B, perché noi abbiamo strade che sono uguali, perché la densità abitativa di quella strada è identica, dove le case di sinistra sono in zona C, le case di destra sono in zona B, e di fatto quindi quelli di destra potranno avere benefici, beh, tu vai dal sindaco e alla fine sei in sofferenza. Un professionista che va ad essere il professionista che dovrebbe dare un consiglio a questa famiglia non è in grado di darlo, o perlomeno si rivolge all'amministrazione, e anche qui le amministrazioni che hanno una loro discrezionalità, altro tema, no? Cioè, di qua del fosso un comune si comporta in un modo, al di là del fosso si comporta in un altro. Abbiamo tentato anche qui di ridurre un pochino la discrezionalità attraverso un regolamento edilizio, no? Che in qualche modo ci vede tutti uguali, proprio per dare maggiore certezza al professionista, che possa dare una risposta adeguata al suo cliente. In questo caso a volte non è in grado, perché dice: devo andare, se mi chiedi per quel comune, devo andarmi a informare in quella, però, e alla fine invece ripetiamo che il tema dovrebbe essere nazionale, che la zona A o B dovrebbe essere poi applicato in maniera assolutamente uguale. Io credo che su questa vicenda occorre che noi diamo certezze, quindi ritorno al tema, no? Che era stato nella domanda, no? Anche dai bonus occorre ci sia certezza di poterli applicare, perché fino ad oggi il cittadino, il cliente vostro, il nostro cittadino, non ha la certezza che per questa cosa abbia quel ritorno sperato, perché non sai qual è la scadenza e hai mille preoccupazioni poi di non avere le risposte che, e dopo un investimento assolutamente molto molto importante. E credo che voi siate veramente tra l'incudine nel martello di non saper dare risposte. Sembra una vostra interpretazione, di fatto è perché non c'è una certezza invece nella norma. Ottimo, direi siamo addirittura d'arrivo, non so se c'è qualche domanda da qualche nostro iscritto, ma comunque io proprio per chiudere direi proprio a spot un biglietto da visita vostro nel caso in cui veniate coinvolti dall'azione numero 1. C'entra poco anche l'ordine, ma insomma credo sia anche corretto capire dove volete mettere il massimo delle vostre energie. Enrico Rinucci.
Veneto che vogliamo domani è quello che è frutto di una maggior concertazione, cioè di una regione che ritorna ad essere protagonista nel territorio, che ritorna nel territorio. Quindi l'ambizione personale, nel caso in cui ci sia data fiducia, ci sia data fiducia, è quella di ritornare nel territorio e di essere un maggiore collante tra l'istituzione regionale, l'ente locale, l'associazione di categoria, l'ordine, il semplice cittadino che credo abbia bisogno di risposte. Spesso questo divario, per quanto mi riguarda, lo sento veramente molto molto distante. L'ambizione è questa, di dare risposte, quelle che si sono date a livello di ente locale, per la mia esperienza dei miei 10 anni da assessore e 10 da sindaco, domani poterle portare, vista l'esperienza acquisita, poterle portarle lì dove si prendono le decisioni, ma ribadisco con un legame col territorio e con un ascolto privilegiato del territorio, che secondo me ultimamente è stato un pochino più lontano da questa istituzione. Mai come questa volta penso che l'esperienza di chi si approccia a diventare consigliere regionale sia fondamentale. Abbiamo visto a livello nazionale cosa vuol dire un'esperienza, penso che oltre appunto al risultato scontato del Presidente Zaia, bisogna che l'elettore comprenda che deve e può scegliere soprattutto il suo rappresentante del territorio, e penso sia questo l'aspetto di un obiettivo che possa veramente dare una risposta a quella che è la necessità del confronto con il territorio. Ripeto, Padova deve tornare centrale nell'ambito appunto di una politica regionale, servono appunto competenze, serve soprattutto la capacità di dialogare con il territorio. Penso sia proprio questa anche la necessità di fare scelte su quelli che sono i candidati. Non è la quantità del risultato elettorale, ma la qualità delle idee e soprattutto anche di chi li porta. Ma io sono abbastanza, cerco di dividere in due interventi. Uno, ci aspettano 3 mesi difficilissimi. Se qualcuno pensa che dopo il 23 si ferma, si riposa, per 5 anni garantito, si sbaglia. Anzi, bisogna lavorare più forte, non ci sarà bisogno di chi siederà in consiglio regionale, di iniziare subito a lavorare. Ci vogliono 3 mesi dove i presidenti devono immediatamente essere in una fase emergenziale, definisco così, finanziaria, per tutto il tessuto economico produttivo, le famiglie, tutto del Veneto, delle manovre forti per dare ossigeno per il fine anno, e affrontare il prossimo semestre con almeno la possibilità di sparare tutto quello che abbiamo in campo per cavalcare quello che si spera possa essere risolto parzialmente, totalmente, speriamo, il problema sanitario, ma galoppare quella che è una ripresa che definiscono diversa dal 2008-2011, che invece era sull'ultimo ripresa. Questa è tutta diversa e quindi deve essere pronta. Due, anch'io ritengo che Padova debba sedersi al tavolo non cercando e neanche pretendendo con massimo rispetto di contare avere ciò che al pari delle altre province, cosa che riteniamo non sia stato fatto. Riteniamo, ne faccio 3 esempi, 3 sono i punti che non si possono prescindere, la storia regionale 10, è vero, ma io vi dico un'altra cosa. La prima cosa che credo che Padova deve pretendere è che la Pedemontana abbia, che sia la 47 ossia la 308 del collegamento su Padova. Non è accettabile, credo, per i padovani che venga dal punto di vista infrastrutturale e logistico tagliato fuori, lo ripeto, dal 2015. Lo IOV deve tornare un'eccellenza prioritariamente padovana, che nasce a Padova, e credo che sia giusto che la testa pensante, il cuore pulsante si espande in tutto il Veneto, ma rimane principalmente padovano. Ritengo che gli investimenti possano avere una caratterizzazione per Padova al pari almeno di altre province. Credo anche che anche nei servizi, nel mondo sociale, non solo della cultura, allo stesso modo Padova abbia qualcosa da dire e abbia qualcosa anche da proporre di importante. Tutto questo deve avere un lavoro che passa con silenzioso ma con molti fatti, e che faccia sì che finalmente Padova e i padovani possano fare, tra virgolette, nessuno si offenda, lobby per il proprio territorio. Una volta tanto, senza paura e senza con rispetto di tutti e senza offendere nessuno, non vorremmo cercare di fare questo. Bene, grazie ai nostri ospiti. Abbiamo anche forse superato il tempo di 10 mezz'orate concesso, quindi vi ringraziarvi, augurandovi in bocca al lupo per la vostra ultima settimana di fatica parziale.
Deve essere peggio. Se sarà peggio, vuol dire che stiamo lavorando tanto. Bene. In bocca al lupo ancora, grazie di tutto. Grazie per